Caso Olimpiadi invernali, situazione sempre più ingarbugliata per Cortina e Milano alle prese con il tira e molla di Torino. La settimana prossima l'ultimo tavolo a 3 prima di chiudere la partita in un modo o nell'altro. La polemica sull'appartenenza del ghiacciaio della Marmolada, lunedì Consiglio regionale convocato sul posto per difendere i diritti del Veneto. Stamane a Venezia i funerali del 13enne morto schiacciato dal muletto nel cantiere dove era entrato di nascosto, dolore e rabbia per l'ultimo saluto. 70enne muore in sella al suo scooter in uno schianto contro un'auto, la tragedia ieri sera a Selvazzano Dentro. Lavori programmati in A4 e chiusura dell'entrata di Padova Ovest, stamane lunghe code di auto e disagi da Arino in poi. Una mamma trevigiana impegnata nel lavoro affida la figlia 14enne a un vicino di casa. L'uomo abusa della ragazzina, condannato per violenza sessuale. Assisteranno anche i molti veneti danneggiati dalla crack delle banche. Parte al Bo di Padova il primo corso in Italia per specialisti in psicologia dell'emergenza. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno scusate, ben trovati con la prima edizione dei nostri telegiornali e in primo piano torniamo a parlare delle Olimpiadi 2026, la corsa alle Olimpiadi invernali 2026 alla candidatura italiana, sempre più una corsa a ostacoli con Cortina e Milano che sono pronte per sostenere il viaggio, il percorso A2, ma resta il rebus di Torino che il governo una parte del governo vorrebbe per poter poi appoggiare anche finanziariamente questa operazione, un tira e molla vero e proprio, e allora ufficiosamente la settimana prossima ci dovrebbe essere l'ultimo vertice a 3 per capire come chiudere questa partita in un modo o nell'altro. L'ultimo chilometro della maratona con 2 a gareggiare, il terzo perso per strada. Colpi di scena e ribaltamenti come nemmeno nel miglior thriller. Cortina e Milano senza Torino. Le ultime parole del sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti sono lapidarie. Io settimana scorsa ho mandato una bozza di protocollo di intesa alle 3 città chiedendo di sottoscriverlo. Se lo sottoscrivono può rinascere, ma mi sembra che non siano intenzionati a farlo e quindi la vicenda è chiusa. Questo ufficialmente, ma sembra che si stia organizzando per la settimana prossima a Roma l'ultimo tavolo, l'ultimo vertice per chiudere in un modo o nell'altro la partita a 3. L'ultima spiaggia prima di accantonare definitivamente Torino. Lo stesso ministro pentastellato Toninelli ieri ha lanciato messaggi ambigui. Meglio Torino da sola che la candidatura a 3, però... Ma so che dall'altra parte della Lega fanno ragionamenti diversi, faremo un giusto Consiglio dei Ministri, appena sarà utile, sarà possibile farlo, ne discuteremo e troveremo, come in tutte le altre questioni, una soluzione condivisa di maggioranza. Tutto questo mentre l'anomalo asse tra il governatore del Veneto Zaia e il sindaco di Milano Sala ha cercato e sta cercando di ripescare proprio la disponibilità di Torino, con il problema di una giunta, quella Appendino, che proprio non ne vuole sapere. Appoggiata peraltro dallo Stato Maggiore dei 5 Stelle, che non vogliono sentir parlare di finanziamenti. Un caos che non piace a Zaia, ieri molto chiaro. Il governo dice dovrà fare la sua parte perché se dirà di no, poi non potrà finanziare altri eventi e non si può non sostenere la madre di tutte le battaglie. Tanto da trovare il sostegno del deputato bellunese pentastellato Federico D'Incà. Sono convinto, ha detto, che ai prossimi tavoli di confronto con il governo si potrà tornare a parlare di finanziamento alle candidature di Milano e Cortina una volta che le acque si saranno calmate. Sono pronto a lavorare in prima persona assieme ai miei colleghi del Movimento 5 Stelle e ai parlamentari bellunesi degli altri schieramenti per fare in modo che si possa trovare un finanziamento da parte del governo. Già, i tavoli, da fare subito, perché, lo ha ribadito Zaia, bisogna fare presto ed essere chiari. Il Comitato Olimpico Internazionale attende, ma ancora per poco. Poi sarà scelta delle candidature e non si potrà più tornare indietro. E poco fa le parole di Matteo Salvini, vice premier, ministro dell'interno, in questo caso parla come vice premier. Sulla vicenda dei giochi 2026 a me piaceva l'idea di una Olimpiade italiana di tutte le Alpi, ha detto Salvini, che partisse in Piemonte e arrivasse in Veneto. Sarebbe stata una vetrina per tutto il mondo. Qualcuno ha avuto paura, è evidente il riferimento al Movimento 5 Stelle, qualcuno ha avuto paura e ha sbagliato. Io non vivo la politica con paura e non ho perso la speranza. Una proposta olimpica italiana ci sarà, assicura Salvini. Farò di tutto per che queste Olimpiadi italiane ci siano e se il governo era disposto a fare la sua parte con 3 non vedo perché non dovrebbe farlo con 2 sedi. Dunque
un altro tassello in più in questo rebus che dovrebbe trovare definitivamente la sua soluzione la settimana prossima, anche perché il primo appuntamento 3-4 ottobre con il CIO è davvero alle porte. E alle porte anche una seduta davvero particolare, una seduta straordinaria del Consiglio regionale del Veneto che appunto si sosterrà, che si farà, come sappiamo, lunedì mattina sulla Marmolada, perché serve parlare, tornare a parlare dell'appartenenza del ghiacciaio della Marmolada. È un braccio di ferro con il Trentino, come abbiamo raccontato già diverse volte, e lunedì c'è questa seduta straordinaria. Una seduta che non vuole essere, dice Zaia, il governatore Zaia, una dichiarazione di guerra, ma solo un modo per difendere i confini storici del Veneto. Sentiamolo. La storia non è acqua e traccia chiaramente la storia di questo confine, che è un confine chiaro, sacro per noi veneti. Confine sacro, e per marcarlo lunedì mattina alle 11 il Consiglio regionale del Veneto si riunirà in sessione straordinaria sul posto al Museo della Grande Guerra di Punta Serauta, 2950 metri di quota, da raggiungere in funivia aperta solo eccezionalmente per l'evento. Appuntamento per la partenza alle 10 con i consiglieri leghisti che si presenteranno compatti, quelli del Partito Democratico che potrebbero decidere di non farsi vedere, mentre dovrebbero essere presenti i 5 Stelle, seppure con scarsa convinzione sul provvedimento da discutere e approvare, la mozione che affida alla Giunta il compito di far rispettare il protocollo d'intesa firmato dai governatori nel 2002 che fissa la divisione del ghiacciaio, attribuito invece in toto lo scorso maggio da un parere dell'Agenzia del Territorio al Trentino. Noi non siamo guerrafondai, veniamo dalla storia della Repubblica Veneta, 1100 anni di storia e più, mai andati a far casini in giro per il mondo, ma pacificatori, gente che guarda con pragmaticità le cose. Noi non vogliamo far muro contro muro con i trentini, però dal 1778 è chiaro che nel ghiacciaio sono fissati i confini. E fin qui la storia, ma in questa battaglia c'entra ben altro, secondo il governatore. Il ghiacciaio finché non era produttivo non interessava a nessuno. Adesso il ghiacciaio è sport invernali, montagna estiva, ma anche sci estivo, e quindi è ovvio che quello che nel 1778 e successivamente era di interesse zero, oggi è interessante. Noi dobbiamo andare avanti però e difendere i confini del Veneto. La cronaca adesso è una tragedia che ha sconvolto tutti, quella del tredicenne veneziano che abbiamo raccontato all'inizio di questa settimana, rientrato di nascosto per gioco in un cantiere, poi è rimasto schiacciato da un muletto. Poco fa sono terminati i funerali del ragazzino a Venezia, ovviamente una comunità sconvolta per l'accaduto. Ci racconta l'atmosfera di questa cerimonia particolare il nostro Tommaso Stoppa, che ha seguito il funerale. Tommaso. Sì, buongiorno, eccoci qui a Venezia in campo San Nicolò dei Mendicoli, dove si è appena concluso il funerale di Cristiano Lucchini. La salma del tredicenne si è allontanata su un motoscafo accompagnata dalla madre Roberta Bozzao, visibilmente provata, che stringeva tra le braccia un gigantesco peluche. Una cerimonia che è stata particolarmente toccante perché proprio qui nella chiesa di San Nicolò dei Mendicoli a Santa Marta era il centro della vita di questo giovane che frequentava la parrocchia, e il parroco Don Paolo ha invitato tutti a non ridurre e appiattire la vicenda umana di Cristiano soltanto su quest'ultimo episodio, proprio perché non era certo, nelle testimonianze che si sono sentite stamattina, un ragazzo particolarmente scalmanato. Si tratta solo, hanno detto tutti quanti, di cose che purtroppo a 13 anni si fanno e che in questo caso tragicamente sono costate la vita. Molto applaudita anche la testimonianza di uno degli amici, diversi sono stati gli amici che hanno voluto rivolgere un pensiero a Cristiano. Ha detto: se avessi saputo che Cristiano stava andando in quel cantiere gli avrei detto di fare un giro in barca piuttosto, e d'ora in avanti ogni volta che mi verrà in mente di fare qualche sciocchezza penserò a lui e andrò a farmi un giro in barca. Un intervento che è stato accolto da un fragoroso applauso dei presenti. Tra le corone di fiori, moltissime corone
consegnate appunto in onore di Cristiano, anche una donata dalla ditta Boscolo Bielo, titolare del cantiere. C'era anche presente il sindaco Brugnaro, che ha voluto portare in questo modo la solidarietà e il cordoglio di tutta la città. Altre immagini da questa giornata nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie davvero a Tommaso Stoppa, e noi parliamo invece adesso del tragico incidente costato la vita al bimbo di 8 anni a San Martino di Lupari, perché la procura ha deciso di non procedere nei confronti dell'autista dello scuolabus. È stata insomma una tragica fatalità. La procura ha concesso il nulla osta per la sepoltura di Martin Fior, il bambino di 8 anni che ha perso la vita investito dallo scuolabus a San Martino di Lupari. Il sostituto procuratore ha deciso di non esercitare l'azione penale nei confronti dell'autista del pulmino dopo aver analizzato il rapporto della polizia locale e la relativa documentazione. Il mezzo procedeva a velocità molto basse e le circostanze sarebbero state tali che l'autista non avrebbe potuto evitare l'investimento. E la provincia di Padova deve piangere un'altra vittima sulla strada. Ieri sera a Selvazzano dentro uno scooter contro un'auto, a perdere la vita un settantenne. Un settantenne ha perso la vita in uno scontro tra il suo scooter ed un'automobile in via Pelosa a Caselle di Selvazzano. L'impatto, particolarmente violento, è avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Fermi. L'uomo è stato sbalzato diversi metri più avanti. Il mezzo sul quale viaggiava si è spezzato in più parti. Inutili tentativi di rianimazione dei sanitari del 118, prolungatisi per circa mezz'ora. Non è un incidente, fortunatamente non ci sono feriti, ma caos e code ci sono state lo stesso questa mattina tra Arino e Padova Ovest a causa di lavori peraltro programmati, con chiusure programmate, che hanno comportato la chiusura dell'entrata di Padova Ovest in direzione Milano. In poco tempo il forte flusso di traffico di questa giornata ha portato oltre 10 km di coda. Code per lavori anche tra Montebello e Montecchio in direzione di Venezia, quindi un'altra mattinata di passione per gli automobilisti. Questa volta non c'entrano gli incidenti ma i lavori sulle corsie autostradali. Dalla Marca Trevigiana una terribile storia di una mamma che nel Coneglianese per impegni di lavoro aveva affidato a un vicino di casa i figli, un maschio e una femmina, 2 ragazzine. Ebbene, il vicino di casa, stando alla condanna del tribunale, ha abusato di uno dei 2. Per 4 mesi ha costretto la ragazzina di 14 anni ad avere rapporti sessuali con lui. I fatti risalgono tra l'ottobre 2012 e il febbraio 2013. La mamma spesso si doveva assentare da casa per andare a fare assistenza domiciliare. Così aveva pensato di lasciare i suoi figli, un bambino e la 14enne, al vicino di casa che all'epoca dei fatti aveva 30 anni. L'uomo, approfittando della fiducia della donna, aveva avvicinato la ragazzina fino ad abusarne sul divano quando il fratello era a letto, a fare venire a galla la grave vicenda, la confidenza dell'adolescente ad un'amica di famiglia. Messo alle strette dalla mamma e dal vicino di casa, aveva ammesso tutto giustificandosi così: sì, l'ho fatto, ma l'ho fatto piano. L'uomo, al termine del processo, fu condannato dal Tribunale di Treviso a 9 anni di reclusione per violenza sessuale su minore. Una pena che ora i giudici della Corte di Appello gli hanno ridotto di 18 mesi, 7 anni e mezzo complessivi, accogliendo le richieste difensive dell'avvocato Benedetto Pinto. Allora torniamo a parlare del delitto di Isabella Noventa, perché ieri sera, 20:10, era ospite di Ferdinando Avarino Piero Gasparini, l'ex marito di Isabella Noventa. Le sue parole ieri, appunto, per descrivere anche questi anni, questi mesi di sofferenza per la sorte dell'ex moglie, ma anche la convinzione ribadita ieri in diretta che oltre ai 3 presunti responsabili, alle persone che vengono indicate come gli autori dell'omicidio, ovvero i fratelli Sorgato e Manuela Cacco, ci sia qualcun altro che abbia con loro avuto a che fare con quel delitto. E allora sentiamo le parole, alcune delle parole dell'ex marito di Isabella Noventa ieri sera. Sono in 3 persone che hanno studiato questo piano, che hanno premeditato. Un piano che tiene, cioè un che regge. Piano che regge ancora, va bene, per quello che gli riguarda. Poi di fatto crepe ne hanno commesse parecchie, però sono 3 persone. Allora io dico, se dovesse succedere che voglio far fuori uno,
non mi trovo tanti collaboratori. Nel momento in cui mi trovo collaboratori vuol dire che la mentalità dei tre è vocata a fare un qualcosa di questo genere. Questo mi fa paura, ma non perché temo qualcosa a livello di incolumità personale, perché non credo sia il caso, e quantunque fosse credo anche di essere in grado di potermi difendere, ma al di là di questo, perché chiaramente mi sembra impossibile che non ci sia la partecipazione anche di altri proseliti. Non dimentichiamoci... Lei ha detto un passaggio che non è da poco, Non è da poco, adesso. ma io continuo... Cioè lei dice c'è qualcun altro oltre ai tre? Ma sicuramente c'è. E non esclude di rischiare lei per il fatto che si espone e parla? Ma fa parte della cosa. Io quello che ci tengo è che venga fuori prima o poi la verità su cosa è successo e soprattutto dove sia Isabella. È giusto dare a sua madre, che ha, ricordo, 85 anni, è giusto dargli la possibilità di andare a piangere sua figlia, di portargli un fiore, di dire una preghiera. Queste le parole dunque dell'ex marito di Isabella Noventa. Continuiamo con la cronaca dal Vicentino, un normale controllo di polizia locale, la scoperta di un truffatore latitante. Al controllo dei documenti ha iniziato a innervosirsi e a dare spiegazioni incomprensibili. Un quarantenne albanese, fermato venerdì mattina lungo la statale 11 in direzione Verona dalla polizia locale e dai carabinieri, prima ha esibito documenti italiani, poi ha detto di avere smarrito la patente di guida albanese facendo denuncia in Romania. Da un controllo nella caserma di Valdagno è emerso che sulla denuncia aveva detto il falso, ma soprattutto che Ahmed Balla, residente a Varese, è un pregiudicato ricercato per una condanna a 13 mesi di reclusione per truffa aggravata. L'uomo è stato perciò arrestato e condotto al carcere di Vicenza. A Sandona di Piave invece adesso per l'arresto di una donna particolarmente violenta. Ci racconta tutto al telefono Tiziana Bolognani. Sì, buongiorno. Come hai detto bene tu da studio, è finita in carcere nel corso della nottata la trentenne di origini dominicane che a causa del suo comportamento violento e prevaricatore già all'inizio di settembre era stata condannata a 6 mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena ed era stata raggiunta da un divieto di dimora a Sandona di Piave. La condanna dopo che la donna, durante una furibonda lite con l'ex convivente, aveva iniziato a gettare mobili in strada e all'arrivo dei carabinieri ne aveva aggredito uno ferendolo. Successivamente al provvedimento giudiziario la trentenne aveva trovato ospitalità nella casa di un anziano a Musile di Piave, ma dopo qualche giorno di calma apparente gli aveva rubato l'auto, un Range Rover, denaro e gioielli e si era data alla fuga. Per il furto la donna è stata denunciata a piede libero, ma è stato proprio questo ultimo episodio a far evidenziare ai carabinieri di Sandonà il comportamento pericoloso della donna e pertanto al Tribunale è stato chiesto di sostituire il divieto di dimora con la custodia cautelare in carcere. Il Tribunale ha pienamente condiviso. Nel corso della nottata la donna è stata rintracciata dai militari in uno stabile abbandonato nel comune di Ceggia e portata in carcere. È tutto, a voi. Grazie Tiziana Bolognani, adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale con la partenza al Bo di Padova del primo corso in Italia per specialisti in psicologia dell'emergenza e assisteranno anche i troppi veneti danneggiati dalla crack delle popolari. Dall'Università di Padova l'anno prossimo usciranno gli psicologi dell'emergenza, specialisti pronti a ricostruire anche le vite dei molti veneti vittime dei crack bancari. Al Bo è in partenza uno specifico corso di 1 anno per una specializzazione che va oltre la classica figura dello psicologo con studio e lettino. Quando la persona si trova in una condizione biografica rispetto alla storia propria di vita che non vede prospettive, i risparmiatori che lei citava è uno di questi esempi, ma sappiamo che non è necessariamente solo il risparmio, ma anche il lavoro, ma è anche la ricerca della casa, ma è anche l'interruzione di un rapporto sentimentale, ma è anche il non appartenere più a una rete amicale. Trova delle competenze specifiche proprio di continuità biografica, di continuità del mantenimento del flusso narrativo della propria storia e quindi della propria persona.
Quando nella storia di una persona qualcosa si interrompe, intervengono gli psicologi dell'emergenza biografica. In alcuni comuni vicentini i correntisti di Banca Popolare erano l'80% della popolazione. Il corso permetterà anche di rinforzare il servizio della Regione Inoltre, nato nel 2012 per assistere gli imprenditori in difficoltà psicologica a causa della crisi e che di recente ha allargato il suo intervento a tutti quei correntisti di tutte le età di Popolare Vicenza e Veneto Banca che si sono trovati in grave difficoltà e che prima di conoscere le varie associazioni di risparmiatori hanno vissuto un grande disagio. Da allora abbiamo avuto un incremento del 50% delle chiamate, perché effettivamente questo tema nuovo, queste nuove povertà che si sono verificate in Veneto hanno avuto bisogno di essere affiancati da persone competenti per vedere poi come sarebbe finita anche questa storia. Una storia che non è ancora finita. Insieme all'emergenza, il numero verde del servizio Inoltre risponde sempre all'800 33 43 43. Ed ora Venezia, dove resta alta la polemica con i diportisti, ma non solo, sullo stop alla musica troppo alta nei barchini, nei canali di Venezia. Veneziani in allarme per l'ultimo divieto escogitato dall'amministrazione comunale. Nella bozza del nuovo regolamento di polizia urbana, l'articolo 67 è scritto nero su bianco. Allo scopo di contrastare il fenomeno dell'inquinamento acustico nel centro storico di Venezia, nelle isole di Murano e Burano, è vietato l'utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi nautici. Una norma che metterebbe fine alla consolidata tradizione della musica in barchino. L'articolo, spiegano dall'amministrazione, deve ancora passare la revisione delle commissioni e il voto del Consiglio, dove sarà certamente modificato per delimitarne il raggio d'azione. Così come formulato, si tratta di una clamorosa esagerazione, attacca Matteo Secchi dell'Associazione di Residenti Venezia.com, tanto più che norme per punire chi fa schiamazzi senza attentare a quello che è un modo di vivere consolidato dei veneziani sono già state sperimentate. Per risolvere, per mettere mano a questo problema basta solamente seguire l'ordinanza che fece Michele Vianello nel 2006, che mi sembra di buon senso e che mette d'accordo tutti quanti. Dalle 23 alle 7 di mattina non si suona la musica sulle barche e sui interni veneziani. All'epoca, ricorda Secchi, le sanzioni per i trasgressori non sono mai state comminate perché chi doveva far rispettare la norma non era in servizio in quegli orari. I vigili dovrebbero lavorare anche di notte. Non si capisce perché riescano a mettere le multe alle 3:30 di mattina in via Istria alla Gazzera e quindi non vedo perché non dovrebbero girare a Venezia. Che poi a Venezia ci sono ben altre trasgressioni molto più gravi da multare in piena notte. Prima giornata a Treviso della quarta edizione del Festival della Statistica, una scienza che di fatto orienta ogni nostra scelta, a iniziare a quella dello Stato, e ben pochi sanno che proprio l'ente nazionale che si occupa della statistica ha le sue origini in Veneto e più precisamente nella Marca. Ancora troppo pochi sanno che chi ha inventato l'istituto che determina molte scelte degli italiani, l'Istat, è nato a Motta di Livenza e con lui di fatto lo studio della statistica. È nata con Corrado Gini a Motta di Livenza e quindi da lì è nata la principale scuola italiana di statistica, da lì è nata l'Istat, da lì è nata la Società Italiana di Statistica grazie a Corrado Gini ed è proprio in ricordo di Corrado Gini che è iniziata la prima edizione e siamo alla quarta edizione. Numeri che sono di scena in questo fine settimana in città con una serie di iniziative nelle piazze, tutte dedicate alla divulgazione di questa scienza che, volenti o nolenti, orienta le nostre scelte, dalle più banali a quelle più importanti. Non a caso, tra i temi in dibattito è la statistica e la falsa informazione, o come si dice, le fake news. Cosa c'entrano le fake news con la statistica? Allora, le fake news si basano su dati che sono sostanzialmente errati. Allora, l'utilizzo errato di dati porta a queste conclusioni e bisogna assolutamente saper usare bene i dati e avere la qualità dei dati è fondamentale. Con dati sbagliati si arrivano a conclusioni sbagliate. Ahimè. Appunto, lei ha preso per esempio i vaccini. I vaccini è una situazione chiarissima di fake news. Sostanzialmente esistono studi scientifici, soprattutto medici, quindi statistico-medici, che dimostrano che non esiste nessuna correlazione tra vaccinazione e autismo. Quindi raccontare queste fandonie è una fake news. Ed ora Salvazzano Dentro, dove c'è stato il primo colpo di ruspa ieri per una piscina, la piscina comunale, particolare perché viene intitolata a Carlo Pedersoli, che fu un
stella del nuoto e della pallanuoto degli anni 50, anche olimpionico, ma che poi è diventato noto a tutti qualche decennio dopo in coppia con Terence Hill in tanti film western e non solo, e cioè Bud Spencer. Di certo Carlo Pedersoli, il non dimenticato Bud Spencer del nostro cinema, avrà apprezzato, oltre alla intitolazione, anche l'impegno di comune e progettisti nel ricavare a Tencarola di Selvazzano qualcosa di più di una piscina comunale. In Viale della Repubblica sorgerà un impianto sportivo omologato CONI per tutte le specialità sportive in acqua, con 4 vasche interne e 4 esterne e una grande area wellness, collocato proprio a metà strada tra le piscine di Padova e quelle pressoché tutte termali di Abano. Carlo Pedersoli nella sua intitolazione ha il secondo significato, che è quello di sì essere un campione nel panorama italiano del nuoto, ma con sé porta anche un messaggio di essere un personaggio che è sempre stato pronto con la sua forza a lottare e soprattutto anche difendere i più deboli e i più piccoli. I lavori dureranno circa 2 anni e sono già iniziati con la bonifica dei terreni e la creazione dei parcheggi. Un'opera pubblica del valore di oltre 11 milioni. Con la forma di finanziamento che abbiamo trovato non dovrebbe costare alla cittadinanza, se no al massimo la metà dell'importo complessivo, e essere autoremunerarsi il capitale. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Irrompono venti di bora sui settori orientali delle nostre regioni con conseguente maltempo e calo termico. Ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto la giornata sarà piuttosto instabile, specie nel corso delle ore pomeridiane, con rovesci e temporali salvo sulle aree occidentali e meridionali della regione. Diamo uno sguardo alle temperature previste. Le minime saranno comprese tra 15 e 18 gradi, i valori massimi saranno invece oscillanti tra 23 e 29 gradi. Passiamo ora al Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo condizioni di maltempo con temporali piuttosto frequenti, specie nel pomeriggio, anche con rischio di locali nubifragi. Andiamo a vedere anche le temperature che sono previste in calo. Le minime saranno comprese tra 15 e 17 gradi. I valori massimi oscilleranno invece tra i 21 e i 24 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Qui il tempo sarà più asciutto, ma sempre in un contesto di instabilità con molte nubi e con frequenti addensamenti nel corso della giornata. Diamo uno sguardo alle temperature previste. Le minime risulteranno intorno ai 17 gradi. Le massime saranno invece oscillanti tra i 28 e 29 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.